Golf Club Casteldaviano è stato costruito nel 1987 all'interno del parco di Villa Policretti. È stato realizzato dallo spirito innovativo e precursore dei tempi di alcuni amici e hanno raccolto da 430 soci dei depositi che gli hanno permesso di acquistare quella volta la villa, il compendio immobiliare e di realizzare successivamente il campo. Il Golf Club Casteldaviano si sviluppa su un percorso di sottobuche che è stato realizzato in due fasi. Prima fase nel parco, questa parte del percorso è molto tecnica e quindi è un percorso che ha delle peculiarità nella buca 2 che è un dogleg a sinistra, nella buca 15 che è un dogleg lo stesso a sinistra e nella 17 che è un dogleg a destra. È un par 71 e ha la particolarità di avere due par 5 molto tecnici, uno di 530 metri e l'altro di 480 metri. Il campo nuovo che è stato realizzato nel 2006 è un percorso molto più facile, alla portata del giocatore di handicap medio perché si sviluppa in piano e quindi non ha se non degli ostacoli d'acqua o dei bunker, ma permette al giocatore di avere molta più libertà nel tiro. Abbiamo realizzato la nuova clubhouse che ci permetterà di avere il campo diviso esattamente in due, quindi permette al giocatore di fare le prime 9 buche, potersi riposare e per poi proseguire e avere altre 9 buche. Il Golf Club Casteldaviano si trova logisticamente in una posizione abbastanza vicino a Venezia e molto vicino alla rete autostradale perché si trova a 10 minuti dall'uscita autostradale di Pordenone, è aperto 365 giorni all'anno, è particolarmente apprezzato dai turisti e dagli ospiti austriaci che dal 1 novembre al 30 di aprile lo frequentano con assiduità. La particolarità di questo circolo è che mantiene intatto la dimora storica e quindi un albergo con 37 camere, quindi ha una certa ricettività e ha un ristorante che permette sia dal punto di vista culinario sia dal punto di vista della disponibilità in termini di orari di apertura di poter essere apprezzato